Un intero consiglio comunale interrotto a Monserrato dalle urla e dai fischi dei cittadini esasperati dalle buche. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti al canale per difendere insieme una cronaca libera in Sardegna. La protesta è esplosa ieri sera nel cuore di Monserrato. Una folla di residenti ha invaso l'aula per gridare in faccia all'amministrazione il pericolo quotidiano di strade ridotte a groviera. Automobilisti e pedoni della zona sono ormai in ginocchio. Ma com'è possibile che i lavori non partano? La risposta del sindaco Locci ha gelato l'aula. Il comune di Monserrato avrebbe in cassa ben 40 milioni di euro, ma gran parte di questi fondi sono bloccati dalla burocrazia e non possono essere spesi. Come volete che li aggiusti? Ha replicato il primo cittadino tra i fischi. Mentre il sindaco punta il dito contro la città metropolitana per i ritardi nei trasferimenti, i cittadini di Monserrato urlano che le buche non hanno colore politico. Non è solo un problema di asfalto, è una questione di diritto alla sicurezza, cosa che ormai in Sardegna sembra diventare un lusso. Chi deve pagare se un cittadino si fa male? Tu cosa ne pensi? È accettabile avere i milioni in banca e le strade distrutte? Parlami della tua esperienza, soprattutto se hai avuto a che fare con quelle strade. Lascia un like e iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti sulla nostra isola. Grazie per aver dato un'occhiata a questo aggiornamento su Monserrato. La tua partecipazione è importante per dare voce ai problemi della nostra terra. Un saluto e stammi bene. Alla prossima.